L'emergenza maltempo in Veneto non è finita, a dirlo il governatore Zaia presentando il libro Veneto in ginocchio con gli scatti del disastro. Lo invieremo a Roma come promemoria per il Premier. Ancora una giornata infernale in A4, maxi tamponamento fra 3 mezzi pesanti nel Vicentino, muore un autista cinquantenne, caos, traffico. Dolore e sgomento a Cavarzere per l'episodio di violenza che ha portato alla morte un 79enne in seguito ad una rissa per motivi calcistici. Ad ucciderlo non sarebbero però state direttamente le percosse. Nonostante le polemiche, la risposta via tweet del ministro non arretra di 1 millimetro. Don Claudio, il parroco di Castelfranco, che durante l'omelia a messa ha attaccato Salvini, fomenta l'odio, ribadisce il prelato. A gran torto nel Padovano invece il parroco fa rimuovere le cassette delle offerte in chiesa, pregare non costa, dice, e qui non si fa commercio. 7.600 parti civili costituite al processo Banca Popolare di Vicenza, il comune è pronto a concedere al tribunale il teatro comunale per le prossime udienze. La suggestione dei cori della montagna per la prima volta sul palco della Fenice, emozione per il concerto di sabato in favore delle popolazioni colpite della montagna. Il Presidente del Senato Casellati, il Veneto si rialza con dignità. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'emergenza maltempo in Veneto non è finita, lo ha detto a Tre Baseleghe questa mattina il Presidente della Regione Luca Zaia presentando il libro Veneto in ginocchio che sarà spedito a tutti i ministri del governo Conte. Sentiamo. La mandiamo a tutti i parlamentari della Repubblica Italiana come promemoria. La mandiamo a tutti i ministri come promemoria. La mandiamo al Presidente del Consiglio dei Ministri come promemoria. Un promemoria composto di cifre come il miliardo di euro di danni stimati o i 100.000 ettari di bosco coinvolti e di immagini, tantissime da tutta la regione, che testimoniano i danni provocati dalla recente ondata di maltempo. Numeri e immagini contenuti nell'instant book Veneto in ginocchio, presentato dal governatore Luca Zaia nella sede di Tre Baseleghe di Grafica Veneta. Un libro per non dimenticare, come scrive Zaia nella prefazione, che l'emergenza non è finita, ma il Veneto non molla. Questa è una tragedia che deve entrare negli annali della storia, no? Avere 100.000 ettari di bosco interessato, dei quali 28.000 rasi al suolo, vuol dire avere una tragedia unica nel suo genere. Ma la tragedia del maltempo che ha devastato parte della regione ha confermato anche lo spirito di solidarietà e la laboriosità di un popolo che davanti alle avversità si rimbocca subito le maniche. Noi abbiamo in prima pagina abbiamo questa foto che io ricordo. Qui le auto sono state portate via e di detriti non c'è più neanche la traccia, cioè, oltre ad aver fatto la pulizia si sono messi anche a lavare, a pulire i muri, cioè, è tutto ripristinato, ciò non toglie che il danno ci sia, soprattutto abbiamo 28.000 ettari di bosco che sono a terra da asportare, quindi con tutte le difficoltà del caso. Difficoltà da superare con ogni mezzo, anche attraverso questo libro. Sicuramente uno strumento che aiuterà a raccogliere dei soldi che bene o male servono a questo territorio, ma è anche uno strumento che dà la possibilità di far capire cosa è successo e quanto difficile sia questa situazione. Su ciò che è accaduto non bisogna abbassare la guardia finché tutti gli interventi non saranno portati a termine. Zaia è ottimista. Gli stanziamenti stanno arrivando perché abbiamo avuto un primo stanziamento di 53 milioni. Adesso entro fine anno c'è un altro di $0,5 miliardo e a quota parte arriverà il Veneto, quindi dovremmo arrivare a un centinaio di milioni già disponibili. Poi si annunciano ovviamente $0,5 miliardo nella legge di stabilità sempre per stanziamenti per questi fatti e poi si annunciano anche investimenti a tutela del dissesto idrogeologico per, io spero, miliardi di euro, visto considerato che dalle dichiarazioni si evince questo, e anche queste sono risorse che arrivano in Veneto. La cronaca ora, perché era dipendente di un corriere di Brendola, il camionista che questa mattina è morto in A4 in un tamponamento che ha coinvolto 3 mezzi pesanti. Era alla guida del secondo di 3 mezzi pesanti che verso le 11:15 si sono tamponati in autostrada tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia. Plamen Mihailov Dimitrov, 50 anni, bulgaro, residente nel Vicentino, autista di una ditta di trasporti di Brendola, ha perso la vita nello schianto, dovuto, pare, alla frenata del tir che lo precedeva. Il mezzo del cinquantenne lo avrebbe tamponato per essere poi a sua volta colpito in pieno dal camion che lo seguiva. Illesi gli altri 2 camionisti. I pompieri sono accorsi da Vicenza con 2 squadre per mettere in sicurezza i mezzi, sul posto la polizia stradale e il personale dell'autostrada. Le code sono durate per ore e finite solo verso le 17:30
17. Il casello di Vicenza Est è rimasto chiuso in direzione Venezia. Molto traffico, anche pesante, si è perciò spostato sulla tangenziale e sulla regionale 11. Una giornata davvero difficile per il tratto vicentino della A4, già in mattinata a causa di un furgone rovesciato a Vicenza Ovest verso Milano, senza conseguenze per l'autista o per altri mezzi. L'uscita era poi stata chiusa per chi arrivava da Venezia per consentire la rimozione del mezzo. Dolore e sgomento a Cavarzere per l'episodio di violenza che ha portato alla morte di un 72enne in seguito ad una rissa per motivi calcistici. Ad ucciderlo non sarebbero però state direttamente le percosse. Sarà l'autopsia a chiarire nelle prossime ore se il 79enne Silvano Forza sia morto per un malore o per le percosse ricevute da Guerrino Sambin, 58 anni, di fronte al bar al Pescatore di Cavarzere, dove i due erano soliti incontrarsi per giocare a carte e bere un bicchiere di vino. Da un esame superficiale dei traumi sul corpo del pensionato appare più probabile la prima ipotesi. Tutto lascia pensare che Silvano, da tempo sofferente di cuore, sia rimasto vittima di un malore causato anche dall'agitazione per l'aggressione appena subita. Al momento in cui si è accasciato stava chiamando i carabinieri per chiedere il loro intervento contro il rivale che lo aveva colpito facendolo cadere a terra durante un litigio per futili motivi. Secondo i compaesani che hanno assistito alla scena, Guerrino era pesantemente alterato dall'alcol. In attesa dei risultati dell'autopsia resta indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. Quando cosa lei è qua? I miei compagni, se avessi fatto che questi qua. E io 20 persone che parlava, 10. No, si stava. E ci fatto chiamare io, i carabinieri. E io qui a Mattulia e Ciosa. E io volevo chiamare l'altro dia. E io sono morto. Al bar al Pescatore i compagni di gioco e di bevute descrivono i due protagonisti della tragedia come persone tranquille, non diverse dagli altri avventori. Silvano è una brava persona, onesta, una persona, posso dire gioco questa qui, basta. Lo conoscevami, ma come una persona onesta a posto. Guerrino? Sia l'uno sia l'altro. Frequentavano i bar, giocavano a carte. Persone normali, è successo qualcosa che non doveva succedere. Causa, non so, o del pallone o dall'alcol, comunque è successo. Sconvolta la popolazione di Cavarzere, reduce da un altro episodio di violenza, l'omicidio di Mayla Beccarello, uccisa a botte dal marito pochi mesi fa. Qua è un po' di tempo qua a Cavarzere che succedono certe cose, una volta era una specie di tensione, adesso la violenza ormai dilaga tutti i giorni. È rimasto per quasi 4 giorni in una cella di sicurezza dell'aeroporto di Ankara con il sospetto che fosse un trafficante internazionale di droga, poi altri 4 in giro per la città perché gli avevano ritirato provvisoriamente i documenti. Alla fine è emerso che quel sacchetto che aveva con sé non era cocaina ma una sorta di borotalco indiano che aveva acquistato durante un viaggio e che porta con sé per usarlo come protezione della pelle. Per quella brutta disavventura un 46enne residente a Venezia ha ottenuto di recente un risarcimento dallo Stato turco di circa 4.000 euro. Bufera a Castelfranco sull'omelia di Don Claudio Miglioranza che durante la messa ha attaccato il ministro dell'Interno Salvini. Sono storie, dire voi pensate a fare il prete, che cosa vuol dire? Io mi preoccupo di diffondere il Vangelo, ma secondo quello che dice il Vangelo. La religione non è chiudersi in chiesa, la religione è vivere nell'ambiente, sul territorio, a vivere su quello che è la situazione reale della gente e della società. Così Don Claudio Miglioranza all'indomani della bufera scoppiata dopo la predica nella messa celebrata ieri alla Pieve di Castelfranco. Nel mirino le parole del sacerdote nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il decreto sicurezza e per le sue scelte politiche in materia di immigrazione. Io ho detto anche che fomenta il razzismo perché tutti quelli che sono stranieri sono irregolari nell'accento che lui pone. E poi quando ci sono incidenti evidentemente il primo accenno
e agli stranieri che invadono il nostro paese. Parole che hanno irritato alcuni parrocchiani presenti alla funzione, ma Don Miglioranza non si scompone. Prete di frontiera, più volte in prima linea per i diritti civili, è noto per posizioni che hanno fatto discutere, dalla difesa dei migranti alle unioni civili per le coppie gay, alle critiche all'allora AD di Fiat Sergio Marchionne sui diritti dei lavoratori. Ora tocca a Salvini. Si proclama cattolico brandendo il Vangelo e il Santo Rosario, e io ho detto che va bene, può proclamarsi cattolico, ma certamente questo non è cristiano, per cui la sua predica non è secondo il Vangelo. Ed il ministro dell'Interno risponde a stretto giro via social. Non ho parole, un comizio durante la messa, scrive Salvini. Manderò a questo prete il testo della legge perché capisca che è un passo avanti nel nome del rispetto, delle regole, della sicurezza, della vera integrazione. Amen. E a Gran Torto, nel Padovano, il parroco fa rimuovere le cassette delle offerte in chiesa. Pregare non costa nulla, dice, e qui non si fa commercio. Pregare e accendere una candela in chiesa sono gesti che si possono fare senza dover pagare del denaro. Dalla chiesa dei Santi Biagio e Daniele di Gran Torto sono così scomparse le cassette delle offerte. Per accendere un lume non occorrono soldi. È l'iniziativa di Dondino dalla Pozza, comunicata dallo stesso sacerdote, da poco alla guida dell'unità pastorale di Gran Torto e Carturo durante la messa. In chiesa, e il messaggio di Dondino ai fedeli, non si fa commercio e pregare non costa nulla. E continuiamo con questa edizione del Veneto parlando di occupazioni, di due importanti crisi occupazionali che toccano Padova. A margine della cerimonia della Madonna di Noli, sabato le autorità hanno incontrato i lavoratori portando la loro solidarietà. Sono, come vi dicevo, crisi piccole e grandi che però, se sommate, portano a numeri infiniti. Noi stessi parlavamo di quasi 800 persone coinvolte durante l'estate, sfioriamo le 1000. Pesante il conto delle crisi che hanno colpito e stanno colpendo la provincia di Padova. Sembrano non arrestarsi le vertenze per un lavoro che sta sparendo. Sì, queste cose qui dispiacciono sempre comunque a tutti, cioè, quando sono indietro poi alle spalle famiglie, storie, vicende, quindi indubbiamente gli siamo vicini. Se qualcosa possiamo fare, anche da qualsiasi punto di vista, noi siamo disponibili. Il lavoro che manca ha segnato anche le celebrazioni della Madonna dei Noli in piazza Garibaldi. Il vescovo Claudio Cipolla ha incontrato infatti i rappresentanti dei giornalisti del Messaggero di Sant'Antonio, in sciopero ad oltranza da giovedì contro gli annunciati licenziamenti. Quando dietro a queste vicende ci sono famiglie, ci sono storie, è inevitabile che noi vediamo e verifichiamo un dolore che non sappiamo spesso come affrontare, però dobbiamo metterci tutti insieme per poterlo affrontare. Il sindaco e il vescovo hanno anche incontrato i lavoratori e le lavoratrici della Rinascente, una crisi che potrebbe lasciare a casa 39 dipendenti, pronti anche a scioperare nei fine settimana natalizi. Cercherò di trovare delle soluzioni, non so quali siano. Mi preoccupa sia il personale, mi preoccupa avere un buco nero in centro di un posto strategico. Vogliamo essere uniti per tentare di trovare una soluzione. 7.600 parti civili costituite al processo Banca Popolare di Vicenza, iniziato lo scorso 1° dicembre. Il Comune è pronto a concedere al Tribunale il Teatro Comunale per lo svolgimento delle prossime udienze. Altro che maxi processo, quello in corso a Vicenza contro i vertici della Banca Popolare è un iperprocesso, con le 7.600 costituzioni di parte civile contro Gianni Zonin e gli altri amministratori dell'istituto di credito e i più di 700 testimoni chiamati a parlare davanti al giudice. In vista delle prossime udienze servono quindi spazi adeguati. Uno tra questi è quello del Teatro Comunale, però è chiaro che deve essere possibile portare la linea di protezione per la diretta video e questo dobbiamo valutarlo in queste ore. È un'ipotesi, non è detta che sia l'unica, ne stiamo parlando col Presidente del Tribunale. L'edificio di Viale Mazzini, opera di Gino Valle, ha più di 900 posti nella sala maggiore e altri 380 nel ridotto. Una volta risolto il problema delle linee di trasmissione dati criptate ad uso del Tribunale, sarebbe il luogo adatto per evitare di dover trasferire tutto all'aula bunker di Mestre. Questa è la difficoltà più grossa, garantire ai vicentini la possibilità di vedere il processo in diretta. Dobbiamo trovare una soluzione, ne parleremo con il Presidente a breve.
Tra i 7.600 ricorrenti in sede civile c'è anche il Comune di Vicenza, che ha chiesto di essere risarcito per il danno di immagine subito dalla città. A chi verrà destinato l'eventuale indennizzo? Per aiutare per esempio quelle persone che hanno avuto danni pesantissimi, che in particolare famiglie, anziani, che hanno visto perdere tutti i risparmi di una vita e oggi vivono in difficoltà, magari con la pensione minima o con uno stipendio unico in famiglia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3 a Motta di Livenza nel Trevigiano. Oggi la prima uscita pubblica in Veneto da sottosegretario alla sanità per l'ex assessore regionale Luca Coletto. Sentiamo. Noi non siamo mai stati contro i vaccini, ma siamo perché tutti i bimbi possano andare a scuola, naturalmente con le debite precauzioni e tutele per chi non può essere vaccinato, ma perché tutti i bimbi possano andare a scuola. Da neo sottosegretario alla sanità porterà in dote dal Veneto anche questo. Non è certo solo il tema dei vaccini a rendere impegnativo un settore come questo a livello nazionale, ma Luca Coletto, alla prima uscita pubblica in Veneto nel suo nuovo ruolo dopo il giuramento di venerdì scorso a Roma, sa che quello dei vaccini è un fronte aperto. La ricetta vincente è quella della Regione del Veneto, la vaccinazione su base volontaria, ma la dimostrazione è il fatto che dal 2014 è stata un'inversione di tendenza, c'era stata una discesa su quello che era il numero delle vaccinazioni, ma l'inversione di tendenza è avvenuta proprio nel 2014 e adesso siamo oltre il 90%, se non quasi il 95% su buona parte delle vaccinazioni. Ciò significa che educare alla vaccinazione ha la sua importanza, che è fondamentale. Una volta che si è educati ci si vaccina automaticamente perché si sa di cosa si sta parlando. Spesso e volentieri si tengono in considerazione o vengono spinte quelle che sono le fake news, cioè delle verità disoneste che portano lontano dai vaccini. Un Coletto che da ex assessore regionale porta a Roma anche un modus operandi chiaro. Sicuramente quella che è stato il livello della programmazione, della sensibilità nei confronti dei servizi che vengono erogati come livelli essenziali di assistenza ai cittadini, quindi ai pazienti, e di conseguenza serve assolutamente sburocratizzare questi servizi e rendere più rapidi per quanto possibile questi servizi e portare a casa migliori risultati nell'ambito della sanità, che significa sostanzialmente spendere meglio i soldi dei contribuenti per la salute. Una notizia di cronaca ora che ci arriva da Verona, la leggiamo insieme dal sito del Gazzettino. 12enne precipita dalla finestra del bagno di casa e muore sul colpo, è accaduto ieri. Secondo le prime ricostruzioni la ragazzina si era chiusa in bagno e i genitori, una coppia di immigrati dello Sri Lanka, avevano cercato invano di aprire la porta. La ragazzina è precipitata, era una brava a scuola, piena di vita, conosciuta da tutti come una giovane senza particolari problemi. Non si conoscono quindi le ragioni del gesto, forse dall'analisi del cellulare che è stato sequestrato dagli agenti della polizia potranno emergere le motivazioni del gesto. Ed ora una rettifica su richiesta del legale rappresentante della ditta Carlon Legnami di Campretto di San Martino di Lupari. In riferimento a un nostro servizio andato in onda nel telegiornale del 14 novembre scorso, l'azienda Carlon Legnami di Campretto di San Martino di Lupari ribadisce che non sono suoi gli autotreni che sostano in divieto sotto casa della famiglia di fronte, ma di terzi, in genere fornitori. Che i potenziali danni alle pertinenze delle abitazioni che si trovano di fronte alla sede aziendale per possibili manovre sbagliate degli autisti dei bilici non sono riconducibili alla ditta. Lo stesso anche per ciò che riguarda gli eventuali problemi alla circolazione stradale che i tir in manovra potrebbero causare sulla provinciale via Campo San Piero. Il cortocircuito burocratico di cui si parlava nel nostro servizio, come ribadisce l'avvocato dell'azienda, non è attribuibile alla ditta Carlon. Concerto di solidarietà per la montagna veneta sabato sera al Teatro La Fenice.
Musica per le nostre montagne, tutto esaurito al Teatro La Fenice, al concerto per raccogliere fondi da destinare alla montagna veneta in ginocchio dopo la devastante ondata di maltempo di fine ottobre e inizio novembre. Presente anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Qui c'è il cuore pulsante di un Veneto molto generoso e questa che ha risposto immediatamente con tempestività all'appello di chi è stato drammaticamente colpito, e si fa qui in una città, Venezia, che è una città simbolo della cultura, e si fa in un teatro, La Fenice, che è simbolo della rinascita. Ed il fatto che i veneti abbiano reagito e si stiano rialzando con dignità da questa tragedia, ha continuato la Presidente del Senato, non può essere mai un alibi per lo Stato. Occorre soccorrere il Veneto con i fatti. Come istituzione io lo sto facendo, nel senso che ho già destinato un contributo come Presidente del Senato per questa emergenza, e allora inviterei tutte le istituzioni a mettersi al fianco di un Veneto forte, tenace, che sta dimostrando molto, che stasera c'è tutto, c'è qui, perché è una questione che riguarda le istituzioni sì, ma riguarda l'Italia intera. Un minuto di silenzio chiesto dal sindaco di Venezia Brugnaro sul palco, assieme ad una rappresentanza dei primi cittadini del Bellunese. A nome di tutti il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becker, ha espresso la gratitudine delle comunità dolomitiche. Grande solidarietà alla montagna veneta e non solo da Venezia, visto che al Bellunese è arrivato anche il messaggio di vicinanza di The Hedge, mitico chitarrista degli U2. Insieme possiamo diffondere consapevolezza sugli effetti dei cambiamenti climatici, ha scritto il musicista in una lettera al sindaco. E uno sguardo alla nostra programmazione, subito dopo TG torna 20:10, Germano Zanini ed Alberto Danieli del Comitato SITAV per discutere del contrasto imprenditori e governo. E poi in prima serata torna come ogni lunedì Ring, questa sera si parlerà dell'ultimatum di Salvini dopo la manifestazione leghista a Roma. Che succede? Il contratto di governo tiene, la sfida con l'Europa, che manovra porterà mentre gli imprenditori proseguono nella loro sfida di piazza. Ne parliamo con Gianluca Curci, presidente Tribal Service, Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso, Graziano Azzalin del PD, Gian Antonio Darè della Lega e Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. Appuntamento quindi alle 21:15 con Ring. Ed è tutto, vi lascio ora alle previsioni del tempo, arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 11 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Sarà soleggiato su tutti i settori. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo con poche nubi sparse. Non sono attese precipitazioni. Temperature in lieve calo, con minime comprese tra -2 e 1 grado. Massime oscillanti invece tra 5 e 10 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Ampio soleggiamento dunque un po' su tutti i settori, tuttavia con qualche innocuo addensamento. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto anche sulla nostra regione, non mancherà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche nube in più a partire dal pomeriggio, anche con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 6 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Fresco e vario, i surgelati di prima qualità vi augurano buone feste.